Centro Anch'io, Centro Anch'io. Ben ritrovati amici, in questa puntata e nelle prossime vi racconteremo le meraviglie del nostro castello. Centro Anch'io. Il Colle Cidneo è la zona più antica di Brescia, è abitato fin dal IX secolo a.C., cioè dall'età del bronzo. All'epoca qui viveva il popolo dei Liguri, il nome del colle infatti deriva da Cidno che fu re di quel popolo. Poi vennero qui i Galli Cenomani, una tribù celtica tra il VI e il IV secolo a.C., che chiamarono la collina Bric o Briga, che in celtico vuol dire monte appuntito o altura. Da questo nome, latinizzato, deriva quello di Brixia, che poi è diventato il nome della nostra città, Brescia. Il castello di Brescia è stato per secoli la fortezza che doveva difendere la città, era infatti noto col nome di Falcone d'Italia per la posizione strategica e per l'ampio orizzonte che era possibile vedere dalla sua cima. Le prime costruzioni fortificate sul Colle Cidneo risalgono al basso medioevo e il castello fu ampliato più e più volte, prima sotto i Visconti di Milano e poi sotto i Veneziani. L'attuale struttura risale infatti al periodo in cui Brescia era sotto la Repubblica Serenissima di Venezia, come si può vedere dal leone di San Marco presente sul portale cinquecentesco, opera di Giulio Savorgnan e realizzato su ispirazione delle architetture militari di Michele Sammicheli. Con il detto di oggi andiamo in basso e anche oltre. Iga mia al fond, a tra pochissimo. Centro Anch'io. Di nuovo qui all'ingresso del castello, scendiamo immediatamente giù in centro per chiedere che significa Iga mia al fondo. Andiamo. Non ha fondo, Soprattutto a tavola. Sì, ma ovunque anche, non solo a tavola in realtà. Lei conosce persone che legami a fondo? Senza nomi, dica solo sì o no. Sì, direi di sì. Non finisce mai, insomma, non ha limite. Suo marito leggi che ogni tanto il gamì al font, magari a tavola? Sì, qualche volta. Qualche volta mi fermo, qualche volta. Sazio. Sì, quando sono sazio. Non ha qualcosa? Che cosa? Non ha soldi? Non ha soldi, tu? Non ha cervello, tu? Non ha fondo. In italiano esiste. Non ha fondo, cioè non ha un... Vabbè, adesso non lo so spiegare bene. Però sì, non ha fondo, è una cosa che si dice. Ragazze, voi non dovete mai mollare lei, perché altrimenti rimanete perdute. Esatto. Ci vuole L'ho sempre... detto anch'io. L'ho sempre detto. Fate pagare lei la prossima volta. Giù che mangia sempre e il finis mai da mangiare, gamia al fondo, oggi dice anche adesso mette in sicer. Quello non ha il fondo, vuol dire forse che non ha limite nelle cose che fa. In fondo ogni tanto bisogna darselo. Sì, è intelligente questo, bisogna porsi un limite alle azioni. Io credo che sia così questo. Vai Esterino. Iga mia al fondo. No, Iga. Iga mia al fondo. Non avere il fondo, continuare, non so, uno che mangia tanto e continua a mangiare gamia al fondo. E magari perché... rimane magro però rimane magro. Lo vedi Esterino? Gamia al fondo. Io? Tu non c'hai il fondo. Anche tu sei magro brutto. Perfetto, questo qua che volevo sentirti dire. Grande. Quella lì non c'ha i fondi. Cioè? No, i fondi. Sì, anche. Che vuol dire che... Non c'ha i fondi? Soldi. I solci. I solci. I solci. Signora Antonietta, Iga mia al fond, che la persona lega gamia al fond, cioè? Che non ha limiti, non so. Lei conosce persone che lega mia al fond? Oh, ce ne sono. Gioia a spasso sotto i portici, da Roma, Iga mia al fond. A Roma non si dirà, a Brescia ogni tanto si dice che la persona lega mia al fond, ovvero... Senza fondo. A cosa lo abbina lei, una persona che non ha fondo? A cosa pensa? Una persona esagerata. Ecco, quindi magari non vada al ristorante con una persona che la gamia al fondo, che poi magari tocca a lei pagare. No, non si preoccupi. Iga mia al fond, ovvero la traduzione semplice, non avere fondo, non conoscere mai la fine, la sazietà. Di solito è un detto che si applica in ambito culinario, mangereccio, quando si è a tavola. Però, insomma, capite bene che può avere anche tanti altri risvolti. Non avere il fondo, avere sempre una fame insaziabile. Potrebbe essere abbinato anche a qualche politico che vuole sempre...
pochi, per la verità. Grazie per essere stati in nostra compagnia amici, appuntamento alla prossima, ciao!